sardo messi di fuoco e tu cristiano ma casando ogni luogo e so che no che sei tu certo non gioco posso ingiustizia sa ricetta mia è fuoco e so che su che non c'è sale godo cacciati gente che la sa con il logo potendo entrare su coro a recodo. Saluti a tutti e benvenuti. Quest'anno pure Savrolocco con San Paolo dell'amministrazione ha organizzato queste presentazioni del libro su De Sardo e in Sardo. Poi se faremo di gusto, se faremo per seguire questa politica di promozione della lingua sarda. Non dovrei su folclorico, come a pari a Merasa, ma dovrei su poca cosa seria. Poi seguire a amperai su sardo in ogni maniera e in ogni luogo. Noi nostro d'un perauso per presentare il libro. A volte è difficile a presentare il libro, tocca la vita, si presenta detta questione ante il libro, però noi cerchiamo a bello di imparare su sardo in ogni occasione. Per questa manifestazione io ringrazio grazie a tutti i soci del Savrolocco che hanno partecipato, grazie all'amministrazione che ci ha donato s'aggiuro da incontrare e spero che si sigano a fare questa manifestazione, quindi donavo agli amministratori pure che questa manifestazione non sia scelta Savrolocco da portare innanzi, ma sia altre soci per fare queste cose. Lascio vuedo a suo rappresentante dell'amministrazione, assessore alla cultura, Raimondo Visu, e poi alla questionai Roberto Ibba e Eugenio Ru, che su scrittori de gusto libro La caverna di Platone. Sa ricordo che questa manifestazione si inti su 23 e su 30 del mese di Giovas. Savrolocco poi concorrerà un'altra manifestazione su 27 di Giovas a Casa Pilloni, a una presentazione del libro e un concertino sempre in questa razza di Casa Pilloni. Si do grazie, la su vedo a Raimondo Viso. Saluto a tutti. Devo dentro, vago di questionare in sardo. Però, no, oggi, sì. Però voi basta questionare italiano e ci si comprende un meglio tutti. Che così no, che qualcosa ancora devo imparare da lavoro. Ma spero in questo anno si deve imparare sempre in meglio. Comunque io vi porto i saluti dell'amministrazione di Sardara. Sono ben felice di questa manifestazione perché è un momento culturale importante che consente appunto di parlare di cultura che molto spesso viene trascurata per diversi motivi. Noi come amministrazione puntiamo molto sulla cultura e sotto questo profilo addirittura per la cultura sarda abbiamo previsto una delega nella persona di Paolo Piso. Perciò per quanto ci riguarda e per quanto mi riguarda vedrò negli anni che seguono di incrementare questi incontri culturali che consentiranno appunto a tutti di fruire di momenti importanti per tutti. Per quanto riguarda, io vorrei parlare un attimo di quello che stiamo già iniziando a predisporre, a preparare come amministrazione, cosa vorremmo fare. Io mi occupo appunto come assessorato di cultura, istruzione e sport. Per quanto riguarda la cultura, un punto fondamentale di Sardara è la biblioteca comunale.
Io penso di iniziare ad organizzare delle manifestazioni culturali anche all'interno della biblioteca per renderla ancora più fruibile da tutti. Non un luogo dove uno va a prendersi il libro e a riportare un libro, ma un luogo di cultura, un luogo di scambi culturali. E sotto questo profilo vi anticipo già un'iniziativa che proporremo adesso all'inizio di settembre, comunque entro la fine dell'anno faremo la prima presentazione. Vorremmo coinvolgere, non si sente il microfono? Passavo se io stavo avanti. È corto il filo. Comunque stavo dicendo, la biblioteca comunale come punto di ritrovo culturale per tutti. Una delle iniziative che vorremmo portare avanti come biblioteca comunale è quella di consentire ai neolaureati sardaresi e non solo di presentare la loro tesi di laurea per i cittadini di Sardara. Perciò faremo, adesso la stiamo elaborando come idea, perciò faremo degli incontri o trimestrali o quadrimestrali in biblioteca in modo da che anche i cittadini di Sardara riescano a fruire di questo beneficio, cioè conoscere anche le potenzialità che i loro cittadini mettono in campo. Poi un'altra iniziativa che vorremmo attivare sempre per la biblioteca, e ne approfitto proprio perché così fate da volano delle iniziative, è quella del prestito dei libri. Consentire il prestito dei libri a casa, cioè per le persone disabili, per le persone anziane che magari non possono muoversi da casa per qualsiasi motivo, cercheremo di mettere in funzione un ulteriore servizio che è quello appunto del prestito a casa. Queste sono le prime iniziative, poi mano a mano le presentazioni dei libri come stiamo facendo oggi, speriamo di poterle fare anche durante il periodo invernale, sempre nella biblioteca per consentire appunto dei momenti culturali che sono molto importanti e che ci consentiranno di metterci a confronto con la cultura e con quello che esprime per tutti noi. Io avrei finito e passo la parola ad Andrea. Era un lapsus. Allora, prima di iniziare, volevo spiegare un po' il perché è nata l'idea di presentare questo libro all'interno di questa manifestazione. Quando mi hanno chiesto se avevo proposte sui libri, ho pensato immediatamente a quello di Eugenio Roux. Il primo motivo è che Eugenio Roux è un amico, questo e sono onorato di esserlo. Amicizia nata qualche anno fa, quando con un altro ragazzo che è seduto tra il pubblico abbiamo iniziato a girare per Domenico San. Abbiamo iniziato a girare per i paesi della Sardegna, del Sud Sardegna, per diverse iniziative e convegni. Tra l'altro Eugenio è già la terza volta che viene a Sardara, una prima volta nel 2005 per la giornata della memoria, una seconda volta per un seminario sulla storia del movimento operaio che abbiamo tenuto proprio qua di fronte. Il secondo motivo è che Eugenio è uno degli ultimi maestri rimasti in circolazione, e questo anche qua l'abbiamo potuto sperimentare andando in giro per i paesi, dall'affetto che la gente ha nei confronti di Eugenio. Il terzo motivo è che Eugenio è testimone di tanti dei fatti che in questo libro vengono raccontati, vengono descritti.